Questa cosa, un sogno cantante, effettivamente, un sogno cantante, però queste canzoni hanno colpito e mi hanno piaciute, diciamo. E io voglio spronare, diciamo, prima i giovani, però i giovani ci hanno dato l'opportunità che deve essere l'istituzione che hanno aiutare. Ho voluto fare questa canzone. Ascoltiamo la canzone. Vai maestro. Cosa ci dice alla fine? Alla fine questo è un messaggio che mi tocca veramente a cuore, con rabbia, perché mi viene fino di piangere quando canto questa canzone, e voglio spiegare veramente a tutte le istituzioni, pur essendo che magari non valgo niente. No, io mi sento una persona normale, la parola chiara. Perché è vero che magari qualcuno si vuole fare la foto, io sono sociale con tutto, come una bella rosa sa che mi conosco, vai un nieghe, oggi sono ospite qua, ringraziando l'assessore, diciamo, Giampiero per aver dato questa opportunità, e l'amministrazione, diciamo, comunale, al sindaco che deve fare e inoltrare i prodotti strani e magari fare delle belle feste, così questi bar, diciamo, l'antico corso da Alessi, diciamo, che oggi pure ci ha dato pure questa, ringraziamo pure, diciamo, questo bar, diciamo, e fare, diciamo, tante feste per far capire e pubblicizzare sempre questa cosa. L'augurio che noi le facciamo è quello di continuare a lavorare, di continuare a fare i suoi video, farci divertire e a dire anche, scherzando, un po' la verità, perché come lei ha detto sì, io me ne devo andare.
purtroppo me ne devo andare, non me ne volevo andare, ma sono stato costretto. Quindi magari lasciare qualcuno che comunque grida e vuole difendere questa terra è sempre importante, perché l'obiettivo è ritornare, vedo qui, l'obiettivo è ritornare. Sì. Allora, Speriamo, però insomma, è per ritornare, difficile, però per ritornare chi bisogna... lotta vince, chi non lotta vince, no, si arrende c'è perde. partenza. Allora io direi di invitare l'assessore sul palco, Sì. così vengono anche i nostri ospiti, tutti gli ospiti che abbiamo avuto stasera, e vedo Fina, Michele, così facciamo una foto.